Loro, i paesani, dicono che Dio, dopo che ebbe creato l'universo, si soffermò a guardarlo, si accorse che mancava qualcosa, pensò un attimo, poi creò Fonte Paradiso. Ma subito se ne dimenticò. All'ordine del giorno c'è sta il progetto dell'allevamento delle polli. Giusto, giusto. Vedo che de galli accantassiamo tanti e i polli sono pochi. Accetto la proposta. Io direbbe che... Signor Sindaco, scusate. È arrivato proprio adesso. Incredibile, oh Santa Vergine benedetta. Leggete. Stimatissimo Don Cesare, nell'elenco dei... Me la fate leggere pure a me? Hai capito? Dove vai? Ma che, sei sordo? Aspettami! La campana, ma che sta succede? Papà, parrocchiali carissimi. Bevete un goccetto d'acqua, la leggo io. Vi leggo una lettera del vescovo. E sono troppo emozionato per parlare. Stimatissimo Don Cesare, nell'elenco dei santi che nostra Madre Chiesa ha pensato di togliere dai ruoli, figura anche San Satiro Vedovo, patrono del vostro paese. Nel pregarvi di accogliere con la dovuta deferenza la nuova disposizione, vi annuncio che al più presto vi sarà comunicato il nome del nuovo patrono. Firmato il vescovo. E allora, come dicono loro, sarebbe a dire che San Satiro è sempre stato un impostore, un birbaccione. E mo bisogna vedere che timoniano. Calma, signori, vi prego, state calmi. Sono disposizioni che vengono dall'alto. È un tradimento! Vorremmo San Satiro! Calma, figlioli, calma. Strillate, dovete Per favore, un po' di silenzio! A me San Satiro mi ha fatto tornare all'Africa. A me mi ha fatto crepare quella strega dei mimoi. San Satiro! San Satiro! San Satiro! Zitti voi! Io sono il più anziano della confraternita. Io, Marchionni Satiro, mi chiamo come il santo nostro. E qui siamo un sacco a chiamarsi come lui. Tu, come ti chiami? Coccia Satiro, classe 1930. Visto? E tu? Seppola Satiro riformato. Beh, e tu là dietro? Serventi Satiro tu Satiro, destramarcioni Satiro a casalinga. Avete visto quanti satiri siamo? È mai possibile che noi non ci dovevamo avere più il nostro santo patrono? A voi non me ne fregherà niente, ma noi all'onomastica nostra ci teniamo. San Satiro c'è, e guai a chi ce lo tocca. San Satiro! San Satiro! Volete calmarvi? San Satiro! San Basta, ho detto! San Satiro! San Satiro! Ho capito, se ne vado! San Satiro! Tutto si è risolto per il meglio. Solo il buon Don Cesare è stato costretto a un lungo periodo di riposo. Ma a Fonte Paradiso la ribellione covava nei semplici animi dei paesani in ansiosa attesa dell'arrivo del nuovo parroco. Siamo arrivati, padre. Ma non c'è nessuno in questo paese? E chi volevate trovare? Coro del Nabucco? No. Te pozzi rompe una cianca. Dica, non può andare un po' più avanti? Il capolini è qui, mica più avanti. Sembra Calimero. State zitta tu. Un uomo come me, se ha sete bevi vino, Te pozza affoga. se ha fame
suo vicino. Un uomo come me, quando regala un fiore, non è un fiore comprato ma è colto sotto al sole. Un uomo come me, la casa dove è nato, l'abita senza luna quando dorme sul prato. Sorride e parla poco, perché legge nei tuoi occhi e poi capisce il gioco. Un uomo come me ha un lupo dentro il cuore, lo senti gridare ma non credi all'amore. Ah, un uomo come me, quando ti dice addio, dici arrivederci e pensi ancora a Dio. Un uomo come me aspetta il tuo ritorno, liberando nel vento una rondine al giorno. E un uomo come me si allontana di sera, credeva fosse inverno e muore a primavera. Mi pare un porcospino. Uè, tu sei il sacrestano? Sì, sei già arrivato? Ecco, hai visto? Si è fermato un'altra volta, si è fermato. Già, se no saresti venuto alla corriera, vero? Lo sapevi del mio arrivo. Sì. E anche il sindaco e tutti gli altri sapevano che sarei arrivato, no? Credo. Non è stata un'accoglienza trionfale. Su, vediamo la chiesa. È un pochetto trasandata. E gli daremo una bella pulita. Tu come ti chiami? Mi chiamerei Ciccio, ma tutti mi chiamano Magna Cristi. Perché? Beh, perché durante la guerra mi rubavo la farina delle ostie per farmi gli spaghetti cacio e pepe. Mi piacciono tanto. Brutti delinquenti, Sor Clemente, che sei impazzito? Che vanno fatto sti pupetti? Sti pupetti sono accesi, sono tutti figli della mignotta. Non parlate di mignotte voi, che vostra moglie si potrebbe pure risentire. E vabbè, a signor mia moglie ci avrà pure quel difettuccio, ma almeno non mi dice li morti e soprattutto non mi piscia sopra le salsicce. Sulle salsicce ci ho pisciato una volta sola. I morti l'ho detti a tuo fratello, mica a te. Ah, ma perché? Li morti di mio fratello non so pure li mia, eh? Non si piscia sui salsicci, poi lo dica a tua madre. Soddisfatto? Mica tanto. Avete visto il nuovo prete? Bruttino, eh? Sì, bruttino, però interessante. Zitta tu. Oh, adesso non cominci a farmi le scene di gelosia, se no tronchiamo subito il nostro fidanzamento, sa? Ma che sei matta, gioia mia? Che dici? È vestito in borghese. Si vede che lo vanno provare prima di piarlo fisso. Mazzate quanto sei ignorante. Ma che te credi che un prete è come una cameriera a mezzo servizio? No, non avete capito niente. Si veste come un prete americano. Oggi va de moda. Come la minigonna. Oh, ma che ci frega del prete nuovo? A chi tocca tirare? A tuo nonno, tu eri già eliminata. A me. State buono. Dai, Via. Ammazza, e chi so, Superman? Questo sarebbe il santo incriminato, no? Sì, incrinato. Roba che l'altro santi non ci fa, se li mangia tutti. Guardatelo che espressione, pare che ce lo sa che non conta più niente. Sì, ma devi ammettere che un aspetto proprio mistico non ce l'ha. Forse è meglio coprirlo. Coprirlo? Secondo i voleri di nostra madre chiesa, no? Rivere, faccia lei. Io mi chiamo Ciccio e da questo affare è meglio che non mi impiccio. Si avvia verso il santo. Non ti fermare. Scarta Mangia Cristi, fa una finta e lo supera.
Sarà meglio aprire la porta, c'è aria di chiuso, e poi forse qualche fedele vorrà entrare a fare una visita, no? Ma la porta è dura da aprire. Se è stata chiusa, si aprirà. Vieni avanti, Mangiacristi cerca di fermarlo. Come volete, ma ancora non è mica l'orario. Con quella padella lì, come fai a saperlo? Beh, resta poco. Via! Mi era sembrato di sentire delle voci. Noci? Delle voci. Che noci? Voci, gente che parlava. Ah, perché sono un po' sordo. A proposito. Ma dove sei? Qui. Ah, perché l'altare maggiore non è stato sistemato secondo la nuova liturgia, eh? Ah, è perché Don Cesare, vedendo la faccia delle parrocchiani, perdeva lo filo della messa, gli toccava di ricominciare sempre da capo. Ah. Ma ci deve pure essere qualcuno in questo paese. Ci deve pur vivere qualcun altro, oltre che te. Oh, yeah. Ah, è per lui che ce l'avete con me. Ma che colpa ne ho io? Scusami, Sansatiro, ma io non c'entro. Se era per me, io ti facevo papa. Ma tu fatte sentire chi sei, aglio. Ma no a me. E io ti conosco, no? All'Andri. No, che siccome, per esempio, consumato un mestolo. Sì, va bene. Però non si può dire che in questo paese non ci sia nemmeno un cane. Eccolo! Rinco, vieni qua! Allora, l'hai visto? Com'è? Che ti ha preso a carci? Passamano e conto io. Anghingo, 3 galline e 3 capò, io che conto non ce vo, ma chiunque toccherà, 10 toccherà dannà. E te pareva? Ciao, come ti chiami? Passamano e conto io. Anghingo, io che conto non ce vo, ma chiunque toccherà, 10 toccherà dannà. All'indicchia, buona fortuna! Ehi, come mai da queste parti? Io e i miei amici volevamo vedere come sei fatto da vicino. Se la siamo giocata fra noi, è toccata a me. Come ti chiami? Mario, ma tutti mi chiamano Lenticchia. E lui? Rubinetto. Lo chiamiamo così perché gli scappa sempre de fa la piscia. Come agli cani. Dai, entriamo. Entriamo un po'.
Ziprè, quello si chiama Guido, ma tutti lo chiamano Barabba perché è ateo. Ah, e che ci viene a fare in chiesa? È un ateo cristiano, i meglio voti ce l'ha in religione. Fossero tutti così. Grazie, grazie. E visto che c'è un po' di pubblico, possiamo anche dire una messa. Che ne dite, eh? Ce l'hai le figurine dei calciatori? A me manca Mazzola. Mazzola? Beh, proprio calciatori. Ecco, a te, una a te. A rivere, incominciate a piacere per culo. Andiamo bene. Oh! E per ora accontentatevi di questi. I calciatori li rimedierò. Sentite, io ho una proposta da farvi. Ho bisogno di una mano da voi. In cambio vi prometto protezione. Cercherò di parare le vostre marachelle, vi aiuterò a fare i compiti. Ve li farò io, eh? Siete d'accordo allora? Insomma, da uomini, voi mi aiutate a portare i fedeli in chiesa e io sarò dalla vostra parte. D'accordo? Il guaio è che voi siete un prete contestato. Nessuno bevole qui, per via de San... Vertica, ma qui ci famo notte. Vede, reverendo, siamo tutti affezionati al nostro santo patrono. E anche al vecchio curato. Capisco, ma io non sono venuto qui con la prepotenza. Mi ci hanno mandato. E in quanto al vostro patrono, la Chiesa si è accorta che non è un santo, che non è mai esistito San Satiro vedovo. Ma se era pure vedovo, mannaggia la mentuccia, com'è possibile? La Chiesa ha fatto degli studi approfonditi ed è arrivata a questa conclusione. Ma poteva studiare di meno, evitava tutti sti casini. Non sta a noi giudicare cose così importanti. Beh, Rubinetto, Barabba e Lenticchia li conosco già. Io so Pertica. È vero che zagaglia, però in compenso è un po' fregnone. Io so Pasticca e questa è la mia donna. Si chiama Gioia Mia. Buono, Rinco. Rinco, un po' di rispetto, stai in chiesa. Perché lo chiamate Rinco? È il diminutivo del rincoglionito. Questa è bella di notte. E perché bella di notte? Perché di giorno fa schifo. Capirai, sei bello tu, sei bello. Buoni, non litighiamo adesso. E ora sentiamo un po'. Venite sempre all'oratorio. Oratorio? E che è? Ma come? Non c'è l'oratorio. Ma farete parte del coro degli angeli. Coro che? Ma saprete cantare, no? E allora su, coraggio, cantatemi una bella canzone. Attacca tu, Barabba. Costa pioggia e costo vento, chi è che bussa al mio convento? Ammazzalo quanto pesa. Questa volta tu zio d'America si è allargato, eh? Ecco, firma lì. E quella è la posta da distribuire. Lo zio Giovanni mo va bene, si ricorda sempre di me. Mo essa in America si va a chiamare John. Ecco fatto. Questo è dell'intellettuale. Ah, finalmente gli ha scritto. La Federichetto. Ah. State buona, figlio me. Fa presto, ci sì, dammi una mano, stavolta è pesante. È arrivato? Mannaggia. E ma dove vai? È una cosa urgente, mo torno. Marietta, è il giornale di tuo figlio. E lei ti vedo no? Mo tengo prescia, guarda le figure. Avanti. Permesso. Buongiorno. Ah, sei tu. Che c'è? Signor Sindaco, c'è sta una lettera per il prete, gliela manda il vescovo. Beh, portagliela, no? Gliela porto. Signor Sindaco, ma mi scusi, non sarebbe meglio che tu prima gli dai una guardata? Ma che sei matto? Il segreto epistolare? No. Ma che ce ne frega a noi del pistolare? In casi estremi si può sempre ricorrere alla censura. Forse hai ragione. Apriamola, va. Ma che ti sei impazzito, signor Sindaco? Non si apre così, ma ti faccio vedere che lo faccio sempre. Ecco fatto. Mo puoi pure leggere, poi ci pensi io a rimetterla a posto, tanto vedrai che non se ne accorgerà nessuno. Senti. Arriverà la statua del nuovo santo con un furgoncino. Il vescovo vi ha assegnato come santo patrono San Silvestro. San Silvestro? Ma che vogliono la guerra?
Ma ti rendi conto? San Silvestro è la nostra festa, il giorno dell'ultimo dell'anno, quando siamo già tutti ubriachi. E poi con quel freddo che tira me lo sai di che ci va la processione. No, questo San Silvestro con tutto il rispetto rappresenta un suicidio, te lo dico io. E vabbè, ma mo che facciamo? E che facciamo? E che vuoi fare? Prendi la lettera e portala al prete. Non ci resta che sperare in un miracolo. Oh, tu! Senti un po'. Che c'è? Tu che sei amico di quel prete, vieni, portagli sta lettera. Oh, mi raccomando, dagliela, Ammazza, una lettera del vescovo. Guardate un po' se fosse una del lo vedremo. Gli americani ce l'hanno tutti. Mi piace tanto, ma questa è la misura mia. State ferme e tirate giù le mani. Questi sono per mio marito che ci fa merenda lui. Oh, questi sono i figli secchi, perché sono i denti cariati. Uno per volta. Questa è la carta igienica. E che ve ne fate? Se ci avete anche il cesso? Vuol dire che ci fanno le telefinanti per carnevale. E come faccio a mangiare i figli secchi? Che li succhi! Oh, chi è? Questo è il una sgava subito, Un momento, che ce l'avete tutti, abbiate pazienza! Fate sti zampacci 2 minuti, come faccio la prisa non state fermi un momento? Aprite, Questa scatola! Mamma mia bella, ma siete peggio delle cavallette, è mai possibile una cosa così, ma insomma... E che roba è? E che è sta roba? Che ci sarà dentro? Boh. Ma vediamo un po'. Assaggio va. Sa di vaniglia. Ah, allora questa deve essere una polvere per far dolci. In America ce lo sa come lo chiamano? Putin. Guardaci bene, dentro ci devono stare istruzioni, guarda. Pure se ci stanno le istruzioni che voi che ne capisco, che sono l'americano. Comunque ci penso io. Farina, latte, zucchero, non si sbaglia mai. Americano o frascatano. L'ho sempre detto io che c'ho una moglie internazionale. Con quelle mani quante cose sape fare che te possono accidere. Oh, e c'ha pure due chiappe che fanno provincia. Sono così, ma vostro marito è sempre arraiato. Bertica, ti devo parlare, è una cosa importante. Non qui, andiamo fuori. Quello che mi pare. Arriverà la statua del nuovo patrono con un furgoncino. Nell'attesa vi giunga la nostra apostolica benedizione. Mannaggia, questa è una cosa seria. Don Arcadio non vedrà mai questa lettera. E neanche la statua. Ragazzi, io un'idea ce l'avrei. Sentite. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente in nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Nate. Sono usciti tutti. E anche oggi non è venuto nessuno, proprio nessuno. Se la montagna non va da Maometto, Maometto andrà alla montagna. Andiamo. Dove? Alla montagna. Buona, questa è buona, capito? Tu che fai? Ci faccio di liscia. Allora ce lo metto il carico, Avanti voglia, tanto il sindaco sta bianco. Buongiorno. Che ti avevo detto? Buongiorno. Saluta pure. No, buongiorno. 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 Beh, mo tanto un piatto più tengo tutto io, adesso te ne Scusate, signor sindaco, vorrei fare una partita, se fosse possibile. A carte? Sì, a carte. Che altro se no? Ma veramente non lo so. E poi, ce l'ha il compagno? Tu sai giocare a briscola? Per me la briscola in arte non è un gioco. Beh, i migliori qui sono loro due. Accettate la sfida? Sì. Bene, allora tu e Menicuccio contro il Vaticano. Alziamoci, va. T'accomodi, reverendo. Magari vogliamo ordinare subito qualcosa da bere. Assunta, porta un po' 4 litri. subito. Che tanto io già ce lo so chi è che li paga. Ecco, bravo, allora preparali i soldi. Alza un po'. Ma che fai? Ma giusto. Dai, vediamo chi fa carta. A 4 mani, Alza, va.
Mannaggia, questa si chiama Iella. Ammazza di reverè che culo che ti ritrovi. E cosa è stato prima di qua? Dagli frati? È stata la divina provvidenza. Ma non mi sta romba, Noi vediamo la rivincita a bocce. Ma se perdete venite in chiesa. vabbè. Bella! Ammazza che succiato! Guarda un po' di chi è in punto. E di chi adesso? È nostro. Mannaggia. Mo' vi metto un punto che non lo levate più. State fermo, ma che tiri una serciata? Aspetta, no, lo levo io il punto. E dai, allora va. E voi non fate l'uccello del malagurio, tanto non vi salvate, eh? Mo' voi fa vedere isso. Da pozza schioppato su mare. È scivolato la dita all'ultimo momento. Avreste dovuto considerare il vento. Ma quale vento, mannaggia la zozza, comunque non cantate vittoria che mica è finita la partita, eh? Fermi! Fatemi a posto. M'ora ammazzato. Ma che mi ha preso per un pallino? Te lo spiaccico sulle corna, sai io, ti è? Oh, mica lo fatto apposta. Bisogna saper perdere, eh? Allora, ci rivediamo in chiesa. Beh. D'accordo? Abbiamo perso. Tocca a Nace. Va bene, buongiorno. Buongiorno. Tu le palle? Manco in mano le sa tenere. E tu le carte ce lo sai dove te l'hai da mettere? Dove da mettere le palle tu? Oh, vado bene per Fonte Paradiso. Vado bene per Fonte Paradiso. Sempre dritto. Ma che è successo? Oddio, Porofio, questo si è rotto. Fa piano, piano, ti sei fatto male. No, non è niente, grazie. Tirati su, su. Vuoi che ti porto dal dottore? Ma no, ho sbattuto il culo, mica la testa. Piano, piano, se fammo sentire. Aspetta che te do una mano. Ecco fatta. Ma pure voi altri con queste biciclette state attenti, no? Vabbè. Ma sì, sì. Ciao, eh? Ciao. Ciao. E grazie, E non te la piace così poco! E tu che t'hai preso, lo dico io! Oddio, basta, non ce la faccio più. Mettiamola giù. Vado piano. Piano. E mo che abbiamo fregata, che ci famo? Sfasciamola. Sì, sì, sfasciamola. No, idioti, ho detto sfasciamola. Leviamo le fasce e vediamo com'è fatta. Un momento, è meglio trasportarla nel nostro corpo. Ma sì, tanto non è lontano. Buona idea, su, prendiamo la forza. Oh, pesa più da prima. La sacrestà, chiama il parroco e poi vieni a dare una mano a scaricare la statua. Il parroco non ci sta. Deve da firmare la ricevuta. E se non c'è, che poi che ti firma? Devi aspettare. Tarderà molto. E che ne so io? Senti po', c'è il vino buono lì. Per essere sincero, il vino tanto buono non è, però in compenso è buona la padrona. Andiamo un po' a vedere se c'hai ragione. Ma poi porta solo io. Su, Qui nessuno lo troverà. Se il sacrestano non è un buciardo, sto vino dovrebbe far schifo. Che avete detto? No, dicevo che è un bel paese questo, se tutte le donne sono come voi. Beh, lascia perdere, non so più un fiorellino. Gallina vecchia fa buon brodo. Oh, ma chi sarà tua nonna? Ma non vedi questo? Ammazza, però quanto è bello. Certo che è bello, se no mica lo mettevano a fine d'anno. Speriamo che sto santo nuovo mi faccia la grazia. Che grazie. Lo sai bene. Ah, ci risemo. Non t'arrabbiare, io mi accontento di starti vicino.
Chi si accontenta gode e se gratta il culo se gli erode. Se aspettavate il parroco, è arrivato. Quant'è? 300 lire. Beh, vi è piaciuto il vinello? Mi siete piaciuta voi? Oh, ma che vi siete ammattito? O è il vino che vi ha dato in testa? Voi mi avete dato in testa. Vabbè. Signor parroco, è arrivata la statua. Firmate qui. Dammi la mano tu. Ma quale statua? C'è uno con la statua che vicino. Ma li morto. Ah, state. Dove sta la statua? A Bugiardo. Ci ho messa io. Era vero. La statua di San Silvestro. Ma come ha fatto a scomparire? Ma ce l'hai messa proprio tu? Giuro, ci ho messa io con le mano mia. Miracolo! Miracolo! È un miracolo! Ma sì. che miracolo, Sì, non sì, dite è un miracolo. sciocchezze. Buongiorno, Sindaco, signor la festa, eh? Lo fate un panino? No, grazie. Ma anche gente di questa buona sì, se Buongiorno, ci vede che bello. Anche per voi? Buongiorno, signore. Ecco qui. Uno Ecco. e due. Ecco, come serve buone. Signor Sindaco, io vado ad attaccare sto manifesto, eh? Ecco qui, sentite che binello. Ammazza. 50.000 lire. Ci farebbero comodo. Sentite, io un'idea ce l'avrei. Signor Sindaco? È per me? No, è una lettera di zio mio d'America, mi ha mandato pure un bacco. Accompagnami dal prete, va. Dal prete? Sì, deve scoprire il santo perché il popolo vuole pregare davanti a lui. Accontenta il popolo e poi vi a mangiare a casa mia oggi. No, sono troppo occupato. Santi benedetti, almeno vi a mangiare una fetta di torta dopo. Bene, però mangiare. Oh, e lei, signor Sindaco? Per servirla. Permette? Brambilla. Molto lieto. Vengo da Milano. Sono il presidente dell'azienda Turismo Sconosciuto e sono stato attirato dalle bellezze naturali di questo meraviglioso paese. Ma mi sicca dirglielo, manca da attrezzature turistiche. Il nostro è un paese tranquillo. Cosa vuole che vengano a fare qui i turisti? Oh, il turismo è fonte di ricchezza e benessere per tutti. Basta avere un po' di buona volontà. Per i capitali niente paura, che pensi ci penso io. Ma se immagina lei un meraviglioso Grand Hotel, 2 o 3 alberghi di prima categoria, night, piscine e anche un casino, eh? Quattrini a palate per tutti. Sarebbe bello. Dipende solo da lei. Purtroppo è capitato in un giorno un po' movimentato. Oh, capisco, ma lei faccia con comodo. Tanto io e i miei amici diamo una guardatina al paese, se lei permette. Ma certo, è padrone di fare e di Poi andare quando avrà dove un po' di vuole. tempo libero le esporrò i miei progetti, sono meravigliosi. Grazie dell'udienza. Permette? Brambilla. Piacere. Compromesso. Signor Sindaco. I milanesi si interessano di noi, questo potrebbe voler dire soldi a palate. Quello è San Zadiro che continua a fare i miracoli.
Ah, cercavo proprio di lei. Devo parlarle. S'accomodi. Le impongo di scoprire la statua di San Satiro e di lasciarlo venerare dai fedeli. Vede, signor sindaco, io sono l'ultima pecorella di un grande gregge e non posso disobbedire alle disposizioni che mi hanno dato. So quello che prova lei e i cari fedeli, ma l'unica cosa che posso fare è andare dal vescovo e fargli presente la difficile situazione in cui mi trovo. Spero di tornare con buone notizie. Bene, quando andrà in città dica al vescovo che Fonte Paradiso è diventata un'enorme polveriera e che potrebbe scoppiare da un momento all'altro. Ecco. Reverendo, io sono convinto che lei è una brava persona. Mi dispiace che sia venuto fra noi in un brutto momento. Vedi che linea, che paraurti. E che porta bagagli. Che dite, nuova o de seconda mano? Signor sindaco, se vedum. Salve. Buongiorno. Ci avevamo tempo, andiamo dentro a dare un'occhiata. Duma. Ah. Poi te, guarda quella Madonna lì. Ma ce ne avevamo già tante delle Madonne. Questo è San Satiro. Speriamo che non sia in ginocchia, se no faccio peccato mortale. Ehi, ci sono dei fedeli. Buongiorno, padre. Buongiorno, buongiorno. Allora non sono di qui, vero? No, siamo forestieri di passaggio. Ah, mi Mi pare. scusi, padre, ma cosa c'è lì sotto? Là sotto c'è la statua del santo, diciamo così, declassato. Ah, San Satiro, San Satiro. Potremmo dargli un'occhiata, non abbiamo mai visto da vicino l'immagine di quel santo. Ma veramente non lo si può più chiamare santo. Ma è solo curiosità, sa, se ne parla tanto. Non vorrei infrangere delle disposizioni. Stia tranquillo, siamo persone per bene, è solo per curiosità, gliel'ho Vabbè, detto. se insistete. Mangia Cristi, sacrestano. Per favore, scopri la statua. Scoprirla? Ma sì, scopri. Sì. Lei è molto giovane, eh? Beh, E da molto tempo parroco del paese? no, sono appena arrivato. Oh, parroco di primo pelo! Già. Ciccio, le scarpe. Me le sono levate. Ma che fa Magna Cristi? Scopra la statua. Io scoprirei ben un'altra cosa. Oh, ma è leggera! Avevo l'impressione che fosse di bronzo. No, è leggerissima, è legno vecchio, tutto tarlato, e dentro è voda. La senti la capoccia? Possiamo ricoprirla? Sì, sì, grazie, molto gentile padre. Ma è strano che per un pezzo di legno senza nessun valore si sia creato tutto questo putiferio. Ma già, è proprio un pezzo di legno senza alcun valore. Permesso? Disturbo? Prego, sor sindaco, entra nella casa mia, siediti e bevi con noi alla salute del nostro San Satiro. Ecco la torta! Che bella, eh? Bevete un bel bicchiere di vino. Prima fetta al signor sindaco. È una torta americana, sa? Questa è per te, Anacleto. Mannaggia, la lettera dall'America mi ero dimenticato, ma guarda. Questa a te? Questi americani ci sanno proprio fa. Buona, squisita. Chi è? Che succede? Lasciate da mangiare la torta, fermi come state! Perché? E parla, dai, eh! Dentro nel pacco troverete una scatola di latta contenenti le ceneri del povero nonno Satiro che finalmente potrà essere sepolto nel suo amato paese. Oh, mannaggia, ci siamo mangiati mio nonno.
Ma cos'è questa pagliacciata? Ma quale pagliacciata? È uno scherzo del destino. Del destino? Eh sì, è arrivato il nonno dall'America e se lo son mangiato. Ma che dici? Oggi come oggi bisogna sapere le lingue, se no ti mangi tu nonno e ti crede che è una pizza. Che peccato. Esso era tanto buono. Io manco ho fatto un tempo a assaggiarlo. Gli mancava niente. Ah, Vertica, che effetto fa mangiarsi il nonno? E piantala, non è il momento di scherzare. Pace all'anima di Satiro Menotti, che dopo lungo peregrinare per il mondo, torna a riposare nel luogo dove è nato. Requiem aeternam, riposa in pace. Amen. Questo è mio nonno, era garibardino. Ha fatto lo sbarco e è morto di Marsala. Vorrei dire che è morto a Marsala. No, è proprio morto ubriaco di Marsala. A rubinetto. Che c'è? Ah, è proprio sulla tomba di mio nonno, devi da pisciare. Oh, qui c'è un mostro alto. No, che mostrò alto coraggio e mai stanchezza nella vita. Beato lui. Io non mi reggo in piedi. Cos'è la vita? Un continuo incontrarsi e dirsi addio. Di polvere siamo fatti e di polvere torneremo. L'unica cosa bella della vita è l'amore, il resto è delusione. C'hai ragione, la Lazio scaglia sempre e dei benvenuti manco più l'ombra. Solo l'amore non muore mai. Tu mi ami, non è vero? Mi ami follemente? Voglio sentirlo dire dalle tue labbra. Ma lo sai che mi vergogno? Io certe cose le sento, ma non le so dire, mi riescono difficili. Vedi, noi uomini duri ci esprimiamo in un altro modo, non sei d'accordo? A sentire delle frasi carine fa sempre piacere. Ecco, a scrivere è diverso. Se fossi lontano, a Montolupone per esempio, che è il paese di mia madre, ti scriverei delle lettere infuocate. E che mi scriveresti? Ti scriverei, mia adorata gioia mia. Il giorno conto le ore che mi separano da te. La notte conto le stelle che sono tanti baci che ti darei. Ammazza come sei poeta, amore mio. E te l'ho detto che a scrivere è differente. Perché non te ne vai in a Montelupone e mi scrivi delle belle lettere? Che bel quadro marmoreo. Io e gioia mia abbiamo stabilito di sposarsi. Allora te sei deciso. Ma voi fate presto a dire, ci sposiamo, ma i soldi? Il nostro è un amore disinteressato. Sì, ma i soldi per il rinfresco, per il viaggio di nozze. Sentite, io un'idea ce l'avrei. E dilla. Fammo correre Magna Cristi a corsa di vecchietti. Beh? Come beh? Vince, spartime 50.000 e ve sposate. Ma come fa a vincere? C'ha l'artrite, li calli, l'ernia. La famo vincere noi. Come? Sentite. Oh, ma 10.000 lire ci sputi Ma sopra. perché 10.000? Chi vince non ne guadagna 50? Ah, ma allora sei duro. 20.000 servono per comprare le magliette della squadra di calcio. 20.000 servono a loro per sposarsi. E il resto è per te. E poi senza il nostro aiuto nemmeno quelle vinceresti, sa? Bene. Come va il nostro atleta? Scatto come una molla. Sappi che al giorno d'oggi le corse si vincono col cervello e non con i muscoli, chiaro? Sentite un po', ma mi volete spiegare che è sta tattica segreta? È il doping. Lo frego a mio padre in farmacia. È buono? L'hanno inventato gli abissini. Hai visto quanto corrono? Chi c'ha il doping più potente, quello vince, chiaro?
No. Ma io che devo da fare? Ma non ti preoccupare, tu devi solo da gore. Dottore, te l'ho detto, stocchio mi fa patire le pene dell'inferno. Certe volte mi fa così male che quasi quasi me lo caccerei. Strano, io non vedo niente. Il fatto è che non vedo manco io. Già con quest'altro ci sbrilluccico poco. Se mi parti pure esso, mi tocca farmi il cane e il lupo. Ah, e non farla tanto tragica. Adesso ti do delle gocce, E vedrai che in una settimana passa tutto. Costano care? Ecco il peperoncino. Brava. Far buco una supposta che ci infiliamo dentro. Ma che vuoi combattere con me? Tu muori prima di partire. Chi è? Sto portagliello fammelo andare. Ciccio, siamo intesi. Tu non devi mai tirare. Io non so manco che vuol dire. Meglio. Levati. Dai, che ora? Di che? Te devi per doping. Ah. Mi scappa. Sì, ma una cosa rapida, fra 2 minuti diamo il via. E a me che mi frega, andando col doping posso partire pure un'ora dopo, no? Ma che è, una cosa che si beve? Beh, non proprio. Si mangia. Ma non ti preoccupare, pensa solo a vincere tu. Puntatemi la mano, per questo bisogna reggerlo. Ehi, mangia. Io mi sento già imbriaco. Beato te. Oh. Non dillo coglionate, tengo un fiato che posso pure far meno che respirare. Hai capito? Indietro, sulla linea di partenza. Un po' più avanti, allineatevi. Ecco così, fermi. Signori, abbiamo tra noi Vito Taccone, il grande corridore ciclista. A lui l'onore di dare il via. Prego. Attenzione! Arco! Via! A Ciccio! Che ha bucato? Fate il giro del paletto se non ti squalifico, Fate il giro del paletto, ma non mi ci appoggiate se non si stucca. Piano, piano, che me correte, piano. Lo volevo rinfrescare con un po' d'acqua. Ci penso io. Sta attento! Come pozza schiupparlo su mano brutti fide mignotte cornutacci! Io mi ritiro! Mi sono scordato da mettere il cinto! Ma che ci sta dentro la supposta? Il tritolo? Oh! Dai il culo, mi sta a fuoco! Oh! Abbrucia! Oh! Aiuto! Abbrucia! Oh! E mi possono ammazzare come Ludovic! Ah! Aiuto! Oh! Bravo! Vieni qua! Ma che sto? Chi è? Permesso. Possiamo entrare. Ancora voi! Andate via! I mortacci vostri! Ma avete rovinato l'unica cosa buona che mi era rimasta. Ah. Questa è la parte tua, te sei proprio meritata. Mi sono giocato il culo per 4 soldi. Ma che fai, ti lamenti? Sì, ma mica per i soldi. Ciccio, ti abbiamo portato una cosa che ti piace tanto. Che è? Eccola, ti abbiamo portato gli spaghetti. Come? Aglio. Aglio. E peperoncino. Via! Uscite fuori! Andate via! Fuori! Lascia qui spaghetti! Andate via! Voi volete la morte mia?
Io ce lo so, mandando non ve la do, sta soddisfazione. Che bello Torino, però. Buoni. Però... Oh, lo sai che non c'è? Io mi rimagno e poi casomai ti chiamo i bombieri. Tieni. Tieni, su, e dammi il nastro isolante. Buongiorno padre. Buongiorno padre. Oh, i miei cari angioletti, Buongiorno. che piacere vedervi. Che cosa posso fare per voi? Dobbiamo parlarvi di una cosa seria. Ah. Don Arcadio, io e Gioia mia ci vogliamo sposare. C'è poco da ridere, Don Arcadio. Abbiamo detto sul serio, vogliamo proprio regolarizzare la nostra posizione. La vostra posizione? Non vogliamo che il nostro figlio nasca illegittimo. Un figlio, avete detto? Sì, o una figlia, chi lo sa. Oh mio Dio. E come? E come avete fatto a farlo? Reverè, forse voi che siete un prete certe cose non le sapete. Sono cose secondo natura. Per questo vogliamo riparare con il legittimo matrimonio. Oh, signori, benedetto me. Ma non vi rendete conto del peccato gravissimo che avete fatto? E che si crede? Io sono responsabile delle mie azioni. Andiamo, vieni a confessarti. E per quanto riguarda te, io non sono responsabile delle mie. Li preti sono tutti uguali. Questo sembrava un tipo moderno, anticipato. Allora, raccontami tutto. Cosa? Ma come cosa? L'affare del figlio, no? E bada a non raccontarmi bugie, che sei in confessione. Io e Pasticca se volemo bene fin da ragazzini. Ma ora che siamo grandi non abbiamo saputo resistere alla tentazione e... È successo il patatracche. Ma dove? Quando? Era una bella giornata di primavera. Le rondini. Veniamo al sodo, Ma se non mi fai parlare? Dunque, insomma, stavamo sul prato. Quello del Sororeste, lo conosci? No, ma va avanti. Beh, tutto d'un botto, m'è zombato addosso. E m'ha cominciato a baciare forte, sempre più forte, sul collo. E poi? E poi m'ha sbattuto sull'erba e m'ha baciato in bocca, selvaggiamente. E poi? E poi? E poi basta. Che altro dovevamo da fare ancora? Male, male. Molto male. Spero che tu ti penta di quello che hai fatto. Ma se mi pento, allora vuol dire che non lo amo. Io invece lo amo e lo voglio sposare. Io come penitenza ti darei un sacco di sculaccioni. Beati loro. Io so per l'amore libero. Don Arcadio, allora ci sposa. E va bene, vi sposo. Io su Adio e il matrimonio non ci credo, però se vuole posso testimoniare. Io pure. Bene, allora venite qui. Vi unisco in matrimonio, Pasticca, Gioia mia e così sia. Amen. Hanno trovato Gioia mia e Pasticca dentro una fratta. Lui se la voleva fuori. Dicono che sono sposati. Quanto dovette faticare il povero prete a convincere i due ragazzi che quel matrimonio non valeva, lo sa solo il Padre Eterno. I genitori per poco non se le diedero. E per poco non le diedero anche al povero Don Arcadio. Per tagliare corto, il povero prete condusse tutti davanti all'altare maggiore e sciolse quel matrimonio nato da un gioco. E lo sciolse solennemente davanti a Dio e agli uomini. Ragazzi, ho visto Bonona Milanese. Dove? Spogliata. Da finestra sul terrazzo, si vede tutto, andiamo. Grazie, Agata. Perché un po' di jazz? Non ce n'è mica ghiaccio. Ci si ferma molto qui. Se va come dico io, domani staremo lontano. Oh, e state fermo. Mi sento rimescola a tutto. I signori sono serviti. Uff. Che barba. Si muore dal caldo qui. Si soffoca. Allora avete capito bene tutto? Domani sera ci sarà il ritorno all'ora solare, per cui avremo la notte più lunga di un'ora. E tu, Gervasio, ti infilerai in chiesa prima della chiusura e ti nasconderai nel confessionale alle 2 dell'ora solare. Ah, Gervasio, mi raccomando, metti a posto l'orologio,
Lo metto a posto subito. No, a mezzanotte, come ha detto la televisione. Dunque, alle 2 dell'ora solare, tu da dentro aprirai la porta, noi staremo lì fuori pronti con la macchina, prenderemo la statua di San Satiro e via come saette. Ma io cosa faccio tutto quel tempo chiuso nel confessionale con quella spuscia d'incenso lì? Ah, Gervai, non cominciamo a rompere, eh? È meglio qualche ora chiuso nel confessionale che qualche annetto al gabbio. E tu ne sai qualche cosa. E poi pensa a tutta la grana che faremo quando venderemo la statua. Ok, capo, te sei un bel dritto. Che te posso ammassarte. Ragazzi, non so ancora in che modo, ma bisogna salvare San Satiro. C'hai ragione. Eh sì, perché qui si tratta di un furto sacrilegico. Bravo, giusto. Che sei diventato credente tutto d'un botto? Ammazza che zozzoni. Però pure voi altri, specialmente te, non te vergogni? Tradirmi così con una dardona subito dopo le nozze. È ignobile. Ma è stato il destino che ci ha fatto seguire quella donna, se no quando avremmo mai scoperto il complotto? E mo che facemo? Io avvertirei il prete. Ieri notte siamo ido a vedere la signora che si spogliava. Cosa? Sì, quella buona milanese. Basta! Non voglio più sentire queste porcherie, è inaudito. Vergognatevi. C'ha ragione Don Arcadio, sono degli zozzoni inghitati. Basta! Andate via, brutti sporcaccioni, e non tornate più da me se non per confessarvi. Via! Show. Fora. Io e te poi famo i conti. Ecco, siete contenti, no? Che famo? Vi avevo detto che bisognava fidarsi di quel prete. Perché non gli abbiamo spiegato bene. Non ci ha lasciato finire. Noi ci abbiamo del chiccherone. È stata gioia mia a rovinare tutto. Sta gelosa. Adesso pensiamo al nostro piano. Dovremmo fare tutto da soli. Beh, io un'idea ce l'avrei. Che palle queste idee. Aria che donne. Andiamo al nostro covo a parlare. Pasticca. Che vuoi? Vogliamo giocare con voi? Noi non giochiamo, abbiamo una missione importante da compiere. Aspettate, forse avremo bisogno anche del loro aiuto. Hai ragione, però niente più scenate di gelosia. Andiamo. Quando ci sono di mezzo le donne, succedono sempre sti casini. Sistemate le faccende private, i piccoli amici dovettero pensare al bene pubblico. Stava per cominciare la notte brava, la lunga notte brava di Fonte Paradiso. Si chiude! Si chiude! Ehi, leva i paletti. Ok, tutto procede secondo i piani prestabiliti. Prima di andare a casa, piano A, e poi se ne andiamo buoni a letto. Ci troveremo davanti alla porta della sagrestia alle 11:30. Vertiga, tu che passi sempre davanti a casa mia, se non mi vedi me sogni, hai capito? Perché io se mi addormento e chi mi sveglia più? D'accordo. Pasticca, mi raccomando, non fai imprudenze, Sta tranquilla. Anche tu, stai attento. Uffa. Allora, nessuna domanda? No, nessuna. A più tardi.
adesso vattene a letto, che poi la mattina per far alzarci con la gru. Cammina, vattene, va. Buonanotte. Buonasera. Stanotte a mezzanotte scade l'ora legale, pertanto dovrete spostare di un'ora i vostri orologi. Svegliati. Fate piano. Venite. Io più di 2 minuti non la reggo. E te la fai sotto. Andiamo prima a vedere cosa fa il milanese. Cammina, andiamo. Una città con la Scala, una città con la Scala. Beh, è facile, Milano. Mazza com'è organizzata, oh. Per forza, è milanese. Il freno del marinaio ancora. Cosa l'è? Ah, ancora. Oh, ma voi siete matti. Tu sei il più smirzo. Ma mica il più stronzo. E piantala, vieni. Ecco, infila i piedi qui. Pure l'altro. Dai, tiro su. Legamolo bene, se no ce lo perdiamo. Su. Oh, non famo scherzi, eh? Te preoccupare. Attenti, è capotta! Sono le 11:03. E se te sbrighi arriva mezzanotte. 3/4. Insomma. Dai, forza. Io sono stanca. Perché non lo metti a posto adesso l'orologio? No, mai. Io sono il primo cittadino di Fonte Paradiso, devo dare il buon esempio. Se tu vuoi, va pure a dormire. Buonanotte. Buonanotte. Io aspetterò mezzanotte. Tirate! Come va? Mi cago sotto! Mezzanotte. Bisogna rimettere l'orologio a luna.
Ma quale una? Quelli della televisione hanno detto alle 11. Tu hai capito male, ma che 11 all'una? Ma perché adesso è così capocciona? Gli scienziati ne sapranno un pochetto più di te, no? Sì, hanno detto alle 11. Ma allora sono le 11. No. Mezzanotte o è l'una. Ma devo andare a aprire la porta. Ma quando è che la apro? Alle 2? O all'una? Ma sto governo del Menga che deve rompere le balle ai lavoratori, dico io. Mamma. Beh, ancora in piedi tu. E non lo senti che è mezzanotte? Però con l'ora legale sono le 11. Ma quale 11? Con l'ora legale è l'una. Va a letto, va. Le 11. E va a dormire? Scusa, Sundi, non è mica per contraddirti, Sam, ma mi pare che sono proprio le 11. Guarda che la televisione ha detto che bisogna metterlo un'ora dopo. No. Sì, se mo' è mezzanotte. beh. Urca vacca, ma che l'ora l'è? Fotte batte. Tirate! Sveglia, Gervasio. Tribot. Sono le 3. Mi importa un bel niente, io apro la chiesa. Come passa presto il tempo pregando. Oh, ma che fai? Piscio. Che facciamo adesso? Guarda. Questo è il momento giusto. Andiamo. Noi andiamo a cambiare Sansatiro. Vabbè, da qui.
Quando il vino bè, ci arriva il gozzo bè, al gargarozzo bè, ci fa un figozzo. Oh, e che sono tornati i fascisti? Per farla breve, per farla corta. Fate piano. Giù. Ecco. Levagli il panno. Tiè. No, dai. Forza, tiriamo su. Senti quanto pesa, oh. Se vede il Gran Santo che se la passava bene. A Rubinetto, ci vuoi dare una mano? Chini. State attenti. Dai, apri. Che cazzo? Apri. Arriva qualcuno. E mo come se mettiamo? Oh, e famo far Santa Rubinetto. Un par de coglioni. Zitto te. Dai, hai ragione. Andiamo a fare il santo. E lasciami. Gervasio! Presto, ti fiderà. Devi star fermo come imbalsamato, hai capito? Mannaggia. Gervasio! Oh, te vuoi svegliare? Sta zitto, non parlare, zitto. Che ora l'è? È l'ora dell'immortale. Dai, via. Dai, forza, tira su. Fate piano, se no mi rompo pure io. No, ma ti sembra l'ora di dormire? Forza, dai. Ma chi è che dorme? No, tu nonno, Namo, cammina, forza. No, su, Gini, ti sei imbriagato, Mi no, noi no. Namo. Aspettatemi. Fa presto, su. Quanto peso? Io mica ho detto niente. E allora state zitto e va. Dai. Va piano, dai. Se sono fregati Rubinetto. Ah, venite giù. Scegnete. Piano che ti va duro. Dai, den. Che succede, ragazzi? Che succede? Hanno rapito Rubinetto. Chi? I milanesi l'hanno scambiato per Sanzati. Ma che dici? Andate a vedere voi stessi. Ecco, siete convinta, avete visto? Ma che cosa? Che si sono fregati Rubinetto scambiandolo per Sanzatiro. Pronto? Sì, sono io. Purtroppo ci sono sfuggiti, ma non possono essere troppo lontani. Devono aver visto un nostro posto di blocco e si devono essere buttati per la campagna, perché abbiamo trovato una macchina targata Milano ma vuota. Comunque, tutte le strade della zona sono presidiate. Tranquillizzi i genitori. Dei nostri agenti battono la campagna con cani poliziotto. Il bambino verrà trovato. Povero Rubinetto. Ma perché lo chiamate Rubinetto? Ve l'abbiamo già detto, perché gli scappa sempre da fa la biscia. Sempre quando? Sempre. Rinco. Ora tocca a te.
Avete santo rubati, picciotto a bordo da dichiarare? Io veramente ho solo 2 cacciotti. Avanti, andate pure. Salve. Salve. Collare, museruola, piaccino. E a vostro Sì, ma questo non cane? preoccuparti, non morde. Ehi, un momento, ma dove corre? Vieni qui, brutta bestiaccia. Guanzine, prende nota. Cane di razza bastardo senza museruola. Guardate, Rinco si sta fermando. Sta a puntare, sta a puntare. Fermi, fermi. Ha fiutato qualcosa, guardate. Oh, non lo disturbate che sta a sninfa. Sninfa, Rinco. Ma guarda sto stronzo. Ma va, devi essere un colpo. Ha sentito un odore familiare. Vuoi di una puzza? Voi di là. Tutto è andato liscio come l'olio. Con sta vendita staremo bene tutta la vita. Apri Gervà, che bel colpo. La statua cammina. Oh, ma che sta succedendo, figlio? Pensa sto cioccolatino. Ma dentro! Strappo i capelli. Siete tenuta davanti all'uomo brutta stottona. Faccio vedere. State fermo! Ma dentro! Fermo che Ma davvero? Ma cosa fai? Dai, muoviti! È Ma tu chi efficiente! sei? Chi te conosce? Dove siete? Ferra! Forza con Arcadio! Non puoi, no! Uno, due, tre, quattro. Ad Arcadio, posso contare pure fino a 1000, tanto questo non si sveglia. Grazie, don Arcadio. Ma no, che dici? Il merito è tutto loro. A proposito, reverendo, dove avete nascosto la statua? Nascosta per proteggerla dai ladri, naturalmente. Ma so io dove sta. Dove? Dove sta? Parla su! La statua è nel nostro covo. E dove? Nella capanna in riva al lago. Vicino all'orto del serpiente. Bene, allora andiamoci tutti. Via! Andiamo, Guarda che roba. Ma
giù! Seguitemi! Satiruccio bello, come te la si vista brutta! Te volevano portare via quelli mascarzoni! Ce l'hanno tutti con te, cocchetto mio! Pregamo! Protettore, tu che sei il più buono degli santi, tu che sei... Però un po' di candele non ci starebbero mica male. Certo, ci vanno le candele, valla a comprare. Quante? Tutte le 1000 lire. Fate le nostre donne, tu che fai crescere i nostri bambini, tu che assisti le donne gravide, tu che fai partorire i maiali, tu che dai latte alle vacche. E questo non è che il principio, ragazzi. E se l'idea mia funziona, saremo ricchi. E carcerati. Quanto aveva alzato? Noi 1000 lire. Io 1500. E io questi. Io 1200. Io 700 lire. Io 400. Ammazza, gli affari vanno bene, E domani andranno anche meglio. Io stavolta c'ho un'idea fantastica. Candele devote, candele devote, candele de cera, candele de cera, fate un'offerta. Ah, ecco Don Arcadio. Candele devote, candele de cera. Don Arcadio, perché non avete indossato i paramenti sacri? Perché questa processione non sa da fare. Questa processione si farà con voi o contro di voi e in qualità di primo cittadino di Fonte Paradiso vi ordino di andarvi a vestire. Come parroco di questo paese io accompagnerò la statua in chiesa, essendone il custode anche nei confronti della sovrintendenza alle belle arti, ma questa processione non si farà. Si farà. Forse un giorno, se il vescovo darà la sua approvazione. Senza ordini superiori non posso prendere iniziative. Vabbè, sarà peggio per lei. Guarda un po' l'occhi del santo, io ci vedo qualche cosa dentro che c'è brilla. Mira! Mira! Mira il tuo popolo! Ma io volevo dire Don Arcadio! Anche le autorità ecclesiastiche si dimenticarono del caso. E così San Satiro Vedovo, il santo declassato, il modesto, oscuro santo di provincia, continuò la sua secolare carriera di protettore di Fonte Paradiso. Un uomo come me, se ha sete beve vino, se ha fame chiede il pane al suo vicino. Un uomo come me, quando regala un fiore, non è un fiore comprato ma è colto sotto al sole. Un uomo come me, la casa dove è nato, l'abita senza luna quando dorme sul prato.